Per completare l'offerta di tennis del Cus Cagliari arriva Daniel Cannas. Ciao Daniel. Ciao a tutti. Daniel o Carlos, quale dei due nomi ti piace di più? Come vuoi tu. Daniel, però. Perché? Giusto? Carlos è carino. Perché è il tuo. Ciao anche Michele Petruzzo. Tutti. Allora, tu seguirai le lezioni del lunedì, del mercoledì e del venerdì sera, Sì. giusto? Sì, Ok. mentre invece Michele ci sarà tutte le mattine, in più anche i martedì e giovedì sera, giusto Michi? Sì, anche il sabato. Anche sabato per chi vuole. Sei sempre qua al Cus praticamente, Michele. Cioè, le persone arrivano qua e vedono te giocare a tennis. Sì, purtroppo sì per loro, però no, vabbè, tanto già ero sempre qui anche prima, quindi mi fa piacere, è un bell'ambiente, sono contento. Senti, come stanno andando i corsi? Lo dicevamo un po' così per scherzo, però in realtà i campi sono veramente pieni. No, i campi sono sempre pieni e adesso per questi 2 giorni in cui abbiamo iniziato, che sono il martedì e il giovedì, sono sempre pieni, siamo molto contenti. Abbiamo fatto una decina di giorni di prove dove abbiamo visto molti studenti e anche altri ragazzi che si vogliono avvicinare al tennis. Adesso stiamo allenando circa una ventina di studenti, tra ragazzi e ragazze, si stanno allenando bene, con costanza, hanno anche un buon livello tecnico, quindi siamo molto contenti e insomma si possono fare buone cose anche magari a livello agonistico un giorno poterli tesserare e magari potranno gareggiare qui il Cus. Senti, presentaci un po' il tuo collega. Beh, Dani lo conosco da forse una decina d'anni più o meno, è stato mio allievo, quanti anni di differenza abbiamo? 6-7 anni di 23 differenza. anni. 6-7 anni di differenza. Poi purtroppo adesso non riesco più a batterlo, però è un ottimo maestro, se poi andiamo molto d'accordo, e poi abbiamo lo stesso metodo, diciamo, quindi è molto importante per lavorare bene. Senti, quali sono invece le tue precedenti esperienze nel mondo del tennis? Allora, io faccio l'istruttore da più o meno 5 anni. Praticamente la mia esperienza è stata sempre Marina Residence, dove tuttora sono con il padre. Prima c'era Michele, poi ora sta continuando ad andare Luca Petruzzo. Ci devo solo a rubare 10 secondi per ringraziare Michele e Luca che hanno creduto in me per Marina Residence e credono in me anche per il Cus, quindi spero di non deludervi e di non deluderli. Assolutamente. Se uno studente vuole venire qui al Cus a fare tennis, cosa deve fare? Allora, per uno studente è semplicissimo perché lui può fare la tessera per il Cus senza spese, diciamo, gli viene regalata. Soprattutto stiamo cercando, siccome poi il tennis è uno sport abbastanza dispendioso a livello economico, stiamo cercando di creare degli allenamenti di gruppo dove comunque tutti gli studenti possono, diciamo, unirsi e, come si può dire, fare in modo che giocare a tennis sia più economico e non sia troppo dispendioso. Quindi cerchiamo quindi di agevolarli, e quindi non è difficile, ovviamente ci vuole il certificato medico, insomma basta contattarmi e possiamo anche, per chi non è mai venuto, organizzare una prova di gioco. Senti, invece vale anche per gli esterni, giusto? Sì, certo, vale anche per gli esterni, per loro ovviamente dovranno tesserarsi per il Cus, così in modo da poter avere accesso ai campi, alle prenotazioni, poter accedere, insomma, a spogliatoi, tutti i servizi del Cus. Solitamente poi questa tessera, la Cus Card costa 100 euro, il costo di 100 euro, però per chi fa il corso di tennis gli viene regalata con l'iscrizione di 30 euro. Quindi Vale per il corso di tennis e vale anche per gli altri corsi. Senti, vi rubo altri 30 secondi. Un pregio di Daniel è un difetto, anzi un pregio di un difetto di Michele e ovviamente tu puoi fare il contrario. Vai. Allora, un pregio di Miki è che forse non l'ho mai visto arrabbiato. Cioè, ci può essere anche il più, si può dire, rompiscatole del mondo, che lui mantiene sempre la calma, non so come, ma ci riesce. Difetto? Difetto non ne ha perché mi ha chiamato per il Cus, quindi è perfetto praticamente. Questo è diplomatico, diplomazia questa. Michele? vabbè, allora io parlo di aspetto tecnico, un pregio di Dani è il rovescio, un gran rovescio che purtroppo non riesco mai come si può dire, a disinnescarlo. Battere, esatto, a disinnescarlo. Invece un difetto, adesso vediamo, tanto sotto osservazione questi giorni ne troveremo molti. Per le altre informazioni sul corso di tennis, cuscagliari.it/tennis per avere poi tutte quante le informazioni sul corso. Grazie mille a Michele Petruzzo.
Grazie a voi. Grazie a Daniel Cannas, Grazie a voi. che per noi comunque resterà sempre Carlos. Grazie. Lunedì, mercoledì e venerdì con Carlos Cannas. Ciao Carlos. Carlos. Che facciamo? Dato in lista. Sai che io avevo capito che era No, ti spiego, io avevo capito fosse Carlos, infatti dicevo, boh, mi sembra strano. Daniel, rifacciamo. Però Carlos fa figo, mi sa che cambiamo. No, Tipo tennista argentino. Daniel. Dicevo, ma Carlos Cannas. figo. Fighissimo, anche se un tennista tipo spagnolo.